Questa settimana siamo a San Martino di Venezia, ridente cittadina di 3.725 abitanti, a ridosso del fiume Adige, confinante con la provincia di Padova, e con un campanile storto che accomuna San Martino a Pisa. Andiamo a scoprire un po' di cose per la voce dei paesi. Sindaco Elisa 7 di San Martino di Venezia, 3.700 abitanti, pregi e difetti, la prima domanda che facciamo dei suoi cittadini, Sindaco. Intanto buongiorno e grazie per la visita, è un piacere averti qui stamattina con noi. Pregi e difetti, partirei dai pregi perché insomma come comunità alle porte di Rovigo ne abbiamo parecchie. In punto primo direi i servizi, perché comunque è un comune vivo e che dà tutti i servizi ai cittadini, partendo dalle scuole. Se dovessi pensare alle associazioni, poi dopo so che tu vedrai dei presidenti o comunque delle realtà che sono qui, e delle realtà che si occupano di cultura ma che fanno anche associazionismo a livello sportivo, quindi abbiamo tutti gli sport, e questo, oltre a offrire i servizi per la scuola ai ragazzi, offriamo anche lo sport poi per il pomeriggio, e quindi questo è un servizio a 360 gradi per le famiglie, insomma, ecco. È di San Martino, nata qua, cresciuta qua, di dove è? Villanova del Ghebbo. E quindi che differenza ha trovato tra i due comuni? Nessuna, sostanzialmente. Bello o triste tutti e due? Tutte e due le cose, tutte e due. Una volta c'era più genuinità, più come si dice, fratellanza, più come si dice, ci si dava una mano l'un l'altro, mi ricordo da piccolo. Dici che adesso invece non c'è più? Adesso non c'è più, anche perché non c'è niente da darsi una mano, nel senso, che ne so, mettiamo la vendemmia, mettiamo il copare, il forseo, mettiamo tra virgolette, no? Ora mio, ora tio. Cosa fa la Proloco in particolare qua a San Martino? Allora, la Proloco è nata qualche anno fa per, creare principalmente degli eventi indirizzati ai più piccoli. Uno degli eventi ricorrenti a cui abbiamo più a cuore è Cine Martino, che è un'iniziativa in cui facciamo delle proiezioni gratuite di film per bambini. Siamo molto soddisfatti dell'iniziativa perché siamo riusciti ad ottenere un pubblico molto eterogeneo, anche a livello etnico, quindi molte famiglie di diversa etnicità, quindi sempre qui di San Martino. C'è una buona integrazione tra stranieri e sanmartinesi? Sanmartinesi si chiamano? Sanmartinesi, se si può dire così. Sì, direi proprio di sì, soprattutto appunto ci ha fatto molto piacere vedere che eventi come quelli di Cine Martino sono molto partecipati a livello proprio eterogeneo. Integrazione con gli stranieri è buona? Avete difficoltà? Ce ne sono tanti? Posso dire che l'integrazione con i ragazzi, con i bambini, i ragazzi di qualsiasi etnia è ottima, non abbiamo mai avuto problemi, insomma sono famiglie che decidono di venire a San Martino ad abitare qui e quindi insomma diventano cittadini di San Martino. Anche tu, pensionato, baby pensionato. Quanti anni hai? 60. Portati bene comunque. Grazie. E con la barba sembro anche più vecchio. È vero. Sempre la mamma. Ma quindi è l'elisir di San Martino che ti fa Infatti. Perché? Aria buona o cosa? Aria buonissima dall'Adige. Sei sposato? Sono sposato. No, perché di solito quelli che stanno benissimo non sono sposati. No, sono sposato. Ah, sì? Con un figlio anche di 27 anni. Come si trova qua? Bene. Non cambierebbe San Martino con nessun altro paese? Con Anguillara? No, per adesso No? no, si sta bene qua. Allora, la domanda da $1 miliardo di dollari. È meglio la provincia di Rovigo o la provincia di Padova, voi che siete frontalieri? Entrambi. No, non si deve sbilanciare. No, entrambi. Siete molto vicini ad Anguillara. Secondo lei hanno gli stessi problemi di San Martino o stanno meglio di là? Penso che siano messi uguali, Sam. Sì. Sì. E c'è un gemellaggio tra i due paesi? Allora la domanda, lo chiedo prima a te poi a lui. È meglio San Martino o Anguillara? Anguillara è meglio. E per te? Per me non fa differenza. Non te ne puoi interessare di meno. Basta solo che mi rompo il naso. Ma siamo un po' a confine. La provincia di Rovigo è una provincia fondamentalmente di confine, vicino al Po da una parte, vicino all'Alge da questa, voi siete vicinissimi ad Anguillara in provincia di Padova.
sentite Rovigo come capoluogo o avete un po' anche l'occhio di riguardo verso il padovano? Diciamo che insomma ci sentiamo rodiggini, Sì. però comunque la vicinanza alla bassa padovana, che possono essere i centri vicini tipo Conselve e Monselice, fa spostare la cittadinanza più che altro per i servizi, più che altro per il discorso del lavoro, ma anche delle varie commissioni piuttosto che centri commerciali o comunque negozi, perché insomma mantenere il cruccio del paese è il fatto di avere pochi negozi, soprattutto di abbigliamento o comunque la merceria, e la vicinanza a Rovigo piuttosto che il periodo storico nel quale stiamo vivendo, questo ha comportato delle chiusure e questo è un punto diciamo dolente. Quelli di San Martino sono splendidi o hanno il braccino corto? Persone per bene e spendono quando hanno bisogno, perché la vita è dura, è cara per tutti e le pensioni sono poche. Dovrebbero aumentare le pensioni e la gente spenderebbe di più. Sono contento del paese perché ho trovato una comunità di buoni amici e di clienti. Negli anni 90, anche forse fino al primo decennio del 2000, molti artigiani, c'era anche un discorso importante nel settore tessile che naturalmente ha difficoltà da tutte le parti. Com'è la situazione adesso? Allora, il tessile abbiamo qualche laboratorio, è sopravvissuto, abbiamo più una media industria che insomma con attività anche importanti qui nel territorio, che in realtà anche contano una cinquantina, sessantina di dipendenti, però più che altro sia industrie, piccole e medie industrie, e quindi sono il motore trainante e offrono anche lavoro ai ragazzi o comunque agli operai dei paesi vicini. Devo dire, se posso fare una nota positiva, è il servizio di ristorazione che offre il paese, quindi abbiamo delle belle realtà, dei bei ristoranti, delle belle trattorie, anche d'élite comunque di un certo livello, insomma il paese è molto attrattivo. Difficilmente i nostri ristoranti piuttosto che le nostre trattorie sono frequentate da poche persone, anzi abbiamo un bel numero di persone che vengono da fuori per mangiare a San Martino. È un sito storico a Saline, che è una frazione qua, anche questo è in ristrutturazione, ci state lavorando? Allora, era in fase di ristrutturazione, poi insomma non ho seguito direttamente perché essendo di un privato era venuto a parlarmi, a presentarci il progetto, un po' alla volta sta modernizzando, però è un processo che durerà anni, anche perché la proprietà è di diverse persone, però insomma so che è attrattiva, tante persone vanno a camminare tra i campi, essendo in località diciamo piena campagna, vedo molte foto, è un luogo molto attrattivo anche per i nostri turisti che vanno a piedi, in bicicletta o comunque insomma vanno a farsi la camminata della domenica, e vedo sempre un sacco di foto. San Martino è il più bel paese del mondo perché? Oddio, C'è il campanile storto. Ecco. Sì? Sì. Sai che questo non lo sapevo? Bisogna guardarlo Ma nato storto oppure... Io ho 60 anni, sempre visto storto. Ah sì? Sempre visto storto. 60 anni, com'è cambiata? Non più di tanto, Sempre uguale? Sì, è un po' spopolato qualche quartiere, ma fondamentalmente sempre lei. Sempre sì. E tu stai bene qua? Sì. Nato, vissuto e abito ancora. Sì. Sei in pensione o lavori? Pensione, felicemente pensione. I pensionati stanno bene qua? Sì. Strutture, sì. Associazioni? Sì. Sì, anche noi abbiamo, come tutti gli altri paesi del Polesine, un elevato numero di anziani e ci sono le varie associazioni locali insieme all'assistente sociale che si occupano di queste persone, delle fasce più deboli, però insomma tutti sono abbastanza attenzionati, e le società locali, oltre ad offrire servizi quali il trasporto, si attivano anche per vari momenti di insieme, vari momenti ludici, ricreativi. Cosa fa l'Auser qua a San Martino? Dunque, l'Auser qua a San Martino opera nel sociale. Diciamo che è un'associazione che tuttora è comunque in crescita, pur paradossalmente pensando che siamo tutti di una certa età. La nostra intestazione è proprio Auser, la solidarietà. Solidarietà intesa come fare in maniera che tutte le persone abbiano la propria dignità, possano accedere anche quando non possono con le loro forze. Associazione Culturale San Martino, cosa fate? Siamo nati il 2 maggio dell'83, 41 anni fa,
quindi siamo la più vecchia associazione qua a San Martino e facciamo eventi folcloristici, culturali e ricreativi. Quest'anno facciamo adesso il 30 marzo il Carnevale, facciamo la Fiera di San Rocco dall'8 al 18 agosto e siamo sulla 40ª Fiera di San Rocco, quindi partecipano sui 5.000 persone, 5-6.000 persone ogni sera, e, con gruppi musicali, tombole eccetera. E poi facciamo i sapori d'autunno, i primi di ottobre, e i Babbi Natale il 24 dicembre consegniamo i doni a casa, a domicilio, presso i bambini del comune di San Martino. So qua a Beverare. No? Ma Beverare è comune di San Martino? Sì. Le frazioni secondo lei sono trascurate oppure vi trattano bene? Ne tratta abbastanza bene. Frazione del comune di San Martino di Venezia, quindi Beverare, quindi abbiamo pensato ormai 8 anni fa che fosse necessario dare una spinta anche alla frazione che purtroppo è composta di molte persone anziane e quindi insomma ci siamo posti il problema di ravvivare un po' la frazione. Molte di queste persone, proprio perché hanno una certa età, non si spostano presso il capoluogo e quindi abbiamo pensato di creare qualcosa anche per in loco, proprio per la frazione, facendo 2 giorni di festa estiva, perché insomma un po' per fare un po' di attività di animazione serale, uscendo di casa per ascoltare un po' di musica e mangiarsi una piadina in compagnia, e poi con le tombole, proprio perché la zona è una zona di persone anziane, spesso donne che escono poco di casa. Abbiamo provato questa iniziativa e siamo partiti con circa 12-13 persone che venivano una volta al mese a giocare a tombola, e domenica con l'ultima tombola eravamo in 45 persone, quindi insomma è una cosa che ha avuto un certo successo, che continua a funzionare e continuiamo a riproporre mensilmente. Nata qua, cresciuta qua, com'è San Martino? Se lei volesse dire a me San Martino piace perché? Perché sono nata, però pure andare via. Sì? Non c'è niente qua che è l'è spento e non c'è nessuno, non c'è nessuna possibilità di andare da qualche parte, sempre a casa e non c'è niente. Però sto ben qua. Cosa auspica per il futuro di San Martino? Di continuare verso questa strada, ovvero essere sempre a disposizione dei cittadini anche dal punto di vista economico, sociale, perché comunque gli sforzi che stiamo facendo in questo momento sono tanti, però lo stiamo facendo per i nostri abitanti e stiamo difendendo tutto quello che c'è con le unghie e con i denti. Sicuramente l'avvio del nido, perché ha un valore aggiunto per il nostro comune, ma anche continuare con tutto quello che può essere il ritrovo, lo stare insieme e poi insomma tutto quello che è anche la tutela del territorio e del patrimonio. E non ho detto, il nostro comune, come dicevo prima, è un comune di campagna, è 32 km quadrati, quasi 32 km quadrati, quindi è molto vasto e le problematiche sono quotidiane. Quindi la buca, la lampadina sono le cose classiche che tutti i sindaci trovano la mattina, o la mail piena o comunque i messaggi. Stiamo cercando di star dietro a queste richieste, perché sappiamo che insomma anche questo è un biglietto da visita per il nostro comune, ma soprattutto i servizi. Gli sforzi che stiamo facendo è che vogliamo continuare a sostenere l'associazionismo, sostenere quelle che sono anche per esempio le partecipazioni nella mensa e nel trasporto per i bambini, continuare con l'Auser, con l'aiuto insomma alle persone anziane e perché no magari implementare quelli che sono i servizi a loro, ecco, le fasce più deboli, quindi la tutela anche delle fasce più deboli. Grazie Sindaco. Grazie a lei, arrivederci.